Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti in questa nuova puntata di Un Set chiamato Italia, il podcast di Intesa San Paolo On Air che vi accompagna alla scoperta dei luoghi più belli d'Italia, attraverso lo sguardo del cinema e della serialità televisiva. Io sono Simone Bracci e con alcuni professionisti del settore scoprirò insieme a voi dove e come sono stati girati alcuni grandi successi degli ultimi anni. Siete pronti? Cominciamo subito il nostro viaggio. Oggi siamo arrivati a Verona per parlare di Finché c'è Prosecco c'è Speranza, film del 2017 prodotto da K+ e diretto da Antonio Padovan, nonché tratto dall'omonimo romanzo di Fulvio Ervas, edito dalla casa editrice Marcos y Marcos. Prosecco è visibile on demand su Amazon Prime Video e la sua storia ha come protagonista l'ispettore Stachi, interpretato da Giuseppe Battiston, chiamato a indagare su un suicidio molto sospetto. Per parlarne abbiamo invitato infatti il produttore Nicola Fedrigon. Ciao Nicola, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie mille. Allora, raccontando questa nostra roadmap, introduco sempre questa fase in cui interviene l'ospite di puntata, che in questo caso sei tu, entrando subito nell'argomento e parlando principalmente del film, del vostro film, quindi Finché c'è Prosecco c'è Speranza, che avete girato in una regione particolare d'Italia. Quanto ha influito questo e cosa ci vuoi raccontare in merito? Beh, noi come K+, innanzitutto abbiamo deciso qualche anno fa di cominciare a produrre in modo indipendente i nostri film, cercando proprio la valorizzazione dei territori, e questa è stata proprio la linea editoriale che abbiamo improntato, arrivando noi dal service, dal location service per i grandi film internazionali, quindi riuscire a gestire un set in location che per molti sembra complicato, invece per noi risulta molto semplice, e questo secondo noi dà un valore aggiunto al film notevole, e per questo abbiamo sempre cercato storie collegate alla valorizzazione dei territori, cercando di raccontarle in modo non banale e quindi in modo un po' innovativo. Abbiamo notato che il territorio le terre del Prosecco erano molto citate, molto amate da tutti, ma che pochissimi in verità le conoscevano fisicamente, e quindi tutti davano per scontato che fossero delle terre di pianura coltivate a Prosecco, invece sono delle bellissime colline a ridosso del Piave, fatte dei sedimenti che il fiume ha portato nei millenni dalla montagna alla pianura. Noi l'abbiamo voluto raccontare invece che con una banale storia legata al vino, invece a un thriller con degli omicidi sempre legati al territorio, dove il vino faceva e le vigne facessero da sfondo. Ci è capitato tra le mani un libro che era quello di Fulvio Ervas, che si chiama come il film Finché c'è Prosecco c'è Speranza, edito da Marcos y Marcos. Ce l'ha portato questo regista di Treviso all'opera prima, che è Antonio Padovan, che aveva già avviato una bozza di sceneggiatura, e ci è parso subito perfetto il connubio, perché rientrava nella nostra linea editoriale alla perfezione, e quindi abbiamo colto l'occasione, acquisito i diritti e messo al fianco del regista un autore di livello come Marco Pettenello, e abbiamo fatto un casting subito, trovando in Giuseppe Battistone il nostro protagonista, e poi da lì tutto è partito. Due domande in una. La prima, quanto ha influito il territorio all'interno poi della produzione nel momento in cui stavate girando? E seconda domanda, se ci puoi dare proprio dei riferimenti geografici, cioè in quale zone esatte o paesini o diciamo anche frazioni avete girato nello specifico? Il territorio ha influito tantissimo a livello creativo e di costruzione dell'immagine per il film. Oltre a questo, c'è da dire che il territorio aveva già, in una delle frazioni dove volevamo girare, che era a Rolle, in provincia di Treviso e vicino a Conegliano,
un paesino che era già patrimonio dell'UNESCO, e questo ci ha dato anche lo spunto per approfondire appunto le bellezze di quel territorio e collegarci al FAI, perché comunque era collegato come uno dei borghi più belli d'Italia, e questo poi ha permesso negli anni successivi, diciamo, all'amministrazione comunale di cavalcare l'onda del patrimonio dell'UNESCO per tutte le colline del Prosecco. Vi è capitato di dover modificare qualcosa in seguito a delle esigenze della storia in relazione a qualcosa che nel momento in cui stavate girando, i paesaggi, il meteo o altro ha influito? No, noi siamo andati abbastanza convinti di tutto quello che volevamo fare, non ci sono stati grandi cambiamenti perché, ripeto, arrivando dal mondo della location, grazie a Dio le condizioni atmosferiche, anche se avverse, le abbiamo tutte affrontate con una giusta preparazione, e quindi siamo riusciti comunque a gestire tutto il progetto senza né ritardi né straordinari sbagliati. Una curiosità nella scena del suicidio del conte, che è una delle scene iniziali del film, quel giorno pioveva, diluviava. In realtà non si nota dal film perché nelle immagini siamo riusciti a togliere quei momenti dove era più evidente quei controluce fastidiosi, e quindi cercare di portare a casa comunque il risultato. Volevo sapere se, dato che comunque tu sei un produttore, la vostra società lavora, come detto prima, anche prettamente sul territorio, se ci sono altre iniziative o altri progetti in sviluppo che raccontano quelle zone. Allora, quelle zone in particolare no. Noi il film successivo, fatto con un'altra opera prima di Alberto Rizzi, che è un regista di Verona, l'abbiamo fatta lungo le sponde del Po, si chiama Si muore solo da vivi, ed è un film con Alessandro Roia, Mastronardi, Marco Re, Pannofino. Abbiamo raccontato le terre lungo le sponde del fiume Po dove si produce il parmigiano reggiano. Quindi cerchiamo sempre di unire il valore territoriale e la narrazione territoriale anche all'enogastronomia, al prodotto tipico. E questo perché crediamo che comunque le vere storie nascano anche dal territorio, e quei microcosmi, che sono anche delle eccellenze nel mondo, siano un valore aggiunto anche per il cinema, e questo connubio dovrebbe essere il famoso win-win perché si riesce a costruire un ottimo legame fra le parti. Va bene, io ti ringrazio per l'intervento e per la tua disponibilità e ti do appuntamento ai prossimi episodi di questo tour virtuale. Grazie Nicola. Ciao Simo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.